con il sindaco Gasparini per celebrare questa 799esima Fiera di San Michele, quasi 800 anni, però ancora molto giovane, o sbaglio? Giovane nelle idee, nella voglia e nella concretezza di creare sempre più occasioni interessanti per la nostra città di Loreo, che è ambita sotto il punto di vista anche territoriale, ma storico-culturale, qual è e quale rappresenta tutta la storia di Loreo e tutto il Polesine nel delta del Po. 799 anni sì, giovane dicevamo prima, di idee, antichissima come età, perché è la terza fiera più antica del Veneto e quindi orgogliosi anche di questo. Tanti anni significa tanta storia, significa tanta cultura da raccontare e tanti interessi da mettere in gioco sotto il punto di vista anche di promozione di un territorio che è il nostro Delta del Po. Ecco, abbiamo guardato la programmazione, una programmazione ricca anche di storia e di legami della vostra città con la sua storia prestigiosa, e nei suoi concittadini c'è veramente ancora questo legame importante, si sentono molto importanti per la nascita del Delta, o sbaglio? Assolutamente sì, come avete capito quest'anno ci avviciniamo agli 800 anni del prossimo anno e abbiamo iniziato a inserire, ma già da anni ormai, inserire quella parte di racconto della nostra cultura, racconto di quello che è la parte storico-culturale di questa area, di questa bassa area della Repubblica di Venezia, per portare con noi tutto quello che è stato in passato, ma per poterlo raccontare alle nuove generazioni, che diventi ricco il nostro, chiamiamolo pacchetto turistico sotto il punto di vista culturale, enogastronomico, ma soprattutto territoriale.